Cos'è l'agricoltura sociale? È il tentativo di unire il mondo agricolo e il mondo sociale per cercare di avere un vantaggio reciproco. Abbiamo dovuto, un po' come ci insegna la natura, guardarci intorno, osservare come sono le persone e quali sono le loro caratteristiche e poi trovare l'attività più adatta a loro, l'attività che li facesse un po' sbocciare, li facesse stare bene. Quindi la caratteristica principale è stata proprio la creatività. Questi laboratori rimettono in moto una sorta di movimentazione interna, permettono di entrare in contatto con delle parti di sé che sono rimaste assopite anche e soprattutto dopo 2 anni di pandemia. Il nostro progetto si chiama Sale della Terra, è un progetto di agricoltura sociale che coinvolge 19 enti del territorio genovese, è finanziato dalla Regione Liguria attraverso il piano di sviluppo rurale. Il mondo degli agricoltori in Liguria, a Genova, può utilizzare persone segnalate dai servizi sociosanitari e cercare di aiutare l'impresa e queste persone possono ricevere un aiuto attraverso il mondo agricolo, il contatto con la natura, percorsi riabilitativi all'interno delle aree verdi. Quello che abbiamo fatto è stato quello di riadattarci, quindi quando le persone hanno cominciato a fare esperienza, noi operatori sociali, ma soprattutto le aziende agricole hanno dovuto riadattare le proprie attività in base alle caratteristiche della persona. È stato emozionante vedere lo sguardo delle persone che cambiavano dall'inizio del progetto ai giorni che passavano, vederli più sicuri di sé, vederli più a loro agio e più competenti. I laboratori di inclusione sociale offrono la possibilità di affinare capacità dalle più pratiche manuali a quelle più relazionali e soprattutto sono in un contesto naturale, sano, che dà la possibilità di vivere momenti davvero all'insegna della leggerezza, direi magico. L'agricoltura sociale per la mia azienda è una strategia, una soluzione che mi permette di risolvere alcuni problemi. C'è da faticare, gli animali tendono a scappare e all'inizio, quando non c'era nessun aiuto, l'animale ha preso altre strade. Mi sembra che i risultati ci siano. Io vedo che la persona dell'agricoltura sociale, che è Enrico, si trova bene. Vedo che ha un bel contatto con gli animali. Sono un imprenditore agricolo professionale del Boschetto di Campi di Genova e attraverso l'agricoltura sociale abbiamo recuperato e stiamo recuperando il terreno affidatoci. Io ho già esperienza nel campo agricolo, ma questa è stata la mia prima volta a lavorare in un'agricoltura sociale e mi è servito anche per crescere personalmente, perché insieme anche ai ragazzi problematici e anche ragazzi che venivano al di fuori della comunità europea ho avuto modo di incrementare le mie conoscenze di lingua inglese e francese e soprattutto imparare a come gestire le situazioni con ragazzi che vengono da mondi al di fuori dell'ambito lavorativo agricolo. Qui stiamo facendo un progetto con 2 ragazze che hanno iniziato il percorso ancora prima della fioritura delle rose, quindi abbiamo iniziato con la pulizia del roseto, togliere le erbacce, mettere i sostegni per le rose e poi abbiamo cercato mano a mano di andare avanti con la raccolta, la spettalatura e stamattina avete potuto vedere la preparazione dello sciroppo di rose. Questa è secondo me un qualcosa che arricchisce. Diciamo che sono tutte esperienze utili
non solo per l'autostima, perché naturalmente vedere di riuscire a fare un qualcosa che non si era mai fatto è comunque positivo, e poi anche il fatto di vedere un futuro che può essere comunque costruttivo, ecco. Sto facendo questa borsa lavoro con il CES e l'assistenza sociale. L'occasione di questo progetto me l'ha data il CES, sono felice di farlo e cercherò e mi impegnerò a farlo a termine. Faccio parte del progetto del laboratorio presso la fattoria didattica Autra di Nenno in Val Brevenna. Mi trovo molto bene sia per il contatto con la natura sia per il arricchimento in fatto di socialità e nei lavori che mi vengono proposti. Direi che in questi 3 mesi ho imparato veramente come ci si comporta sia nei confronti della natura sia nei confronti delle persone. Spero proprio di continuare con lo stesso entusiasmo questo progetto che ho intrapreso e ringrazio tutti quanti mi hanno seguito per la loro collaborazione. Io da questa esperienza ne traggo beneficio. Qua il tempo non lo sento neanche passare, sono nella natura e sto molto meglio. Poi anche qua riesco a relazionarmi meglio con le persone perché c'è più dialogo, c'è più confronto, e quindi io di questa esperienza, di questo progetto ne traggo solo benefici. Questa esperienza la auguro anche ad altre persone.